just lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Settimo San Pietro per assistere alla nuova giornata del campionato di prima categoria girone A. La sfida che va in scena oggi è tra Atletico Settimo e il Capoterra. Sono già schierate le due formazioni in campo. L'Atletico Settimo di mister Gianni Torre parte con Angioni, Raffaele tra i pali, difesa a 4 con Orupo, Rumura e Melis, centrocampo a 2 con Ruben Solla e Pisu, la banda di trequartisti con Perra, Costa e Montis, l'attaccante è Giuseppe Angioni. Risponde il Capoterra che parte con Cammella tra i pali, difesa a 4 con Sessego, Niedu, Lucchesu e Puddu, centrocampo a 2 con Piano, Liccardi. I due esterni sono Palmas sull'auto di destra e su quello di sinistra c'è Roberto Lucchesi. I due attaccanti di riferimento sono Farigu e Davide Pinna con la maglia numero 8. Iniziata la sfida per questa nuova giornata del campionato di prima categoria girone A. 0-0 naturalmente il parziale. Dirige all'incontro il signor Congiu Samuele della sezione di Carbonia. Punti importanti per entrambe le formazioni che stanno ovviamente lottando per uscire dalle zone calde, soprattutto l'Atletico Settimo con 6 punti, un po' più tranquillo il Capoterra con 10 punti in classifica, appaiato insieme al Villasimius. Atletico Settimo con completo nero, maglia, pantaloncino e calza. Risponde il Capoterra con la maglia bianca con la croce, la maglia rosa con la croce bianca sul petto, pantaloncino rosso, calzettone rosso. 0-0 come detto il risultato. Ancora Settimo in proiezione offensiva, Settimo che ha cambiato anche l'allenatore, è tornato in sella Gianni Torre. Adesso Solla il pallonetto verso il numero 4 Pisu, palla che rimane ancora nella zona centrale del campo. Adesso sull'auto di sinistra non ci può arrivare il giocatore con la maglia numero 17, va a dire Roberto Lucchesu. Con le mani arriva Matteo Puddu, movimento di Pinna, Lucchesu prova a prolungare di testa, poi arriva la chiusura difensiva da parte dell'Atletico. Orru allontana nella zona centrale del campo, Costa mette giù la sfera, pressato e fermato dal numero 10 Liccardi. Ancora Capoterra, Davide Pinna alla sponda di prima intenzione, palla ancora verso Lucchesu, ma c'è l'anticipo di Orru, poi Pisu mantiene lui il possesso palla, c'è il fallo commesso ai danni del numero 4 della formazione padrona di casa. Sul punto di battuta Porru. Settimo che deve giocare, deve rinunciare a tanti giocatori importanti come Capitan Vargiu, che siede comunque in panchina. In distinta c'è anche Alessandro Coco, ma reduce dall'infortunio della scorsa settimana, la frattura alla mano sinistra, non siede neanche in panchina, così come Chico Cozza, ancora fermo ai box per un problema, il centro difensivo cassese. Adesso fallo laterale in fase offensiva per il Capoterra. Siete fermi. Rimessa in gioco, cerca il fondo, il cross ribattuto ancora dal numero 11 Melis, ancora fallo laterale sempre in zona d'attacco. Effettuata ancora la rimessa in gioco, ancora il cross di prima intenzione, pallone all'interno dell'area di rigore, la spizza di testa, arriva Davide Pinna, ma arriva prima di lui Raffaele Angioni, che recupera la sfera con le mani, cerca di mettere subito in movimento Andrea Perra, pallone troppo lungo, palla che scivola in fallo laterale.
Effettuata la rimessa, Ru di testa, poi Pisu la mette giù col petto, col sinistro prolunga dove c'è Giuseppe Angioni che viene anticipato ancora da capitano Lucchesi. Adesso palla avanti, palla dietro, palla in profondità, recuperata ancora però dall'Atletico Settimo. C'è il contatto con Ru, poi arriva Pisu, è lui che recupera il pallone, lo calcia lontano, non arriva il fischio del direttore di gara. Fare laterale ancora per la formazione ospite. Ancora Pudu con le mani, lancio lungo, c'è l'intervento di testa del numero 11 Nicolas Farigu. Fa laterale per la formazione padrona di casa. Fa laterale giocato centralmente. Ancora possesso palla per l'Atletico con Rubensolla, porta palla a lui. Il pallone filtrante per Perra che prova a girarlo di prima intenzione, palla che termina sul fondo. Già pronto per la ripresa del gioco l'estremo difensore Kameda. Il destro lungo di Kameda, Pisu di testa intercetta il pallone, lo prolunga. Adesso Solla, il controllo, poi la gira senza guardare. Il pallone è troppo lungo, Kameda lo recupera con le mani. Ancora Kameda, rilancio lungo, Pinna di testa. Ancora Pinna fermato però in maniera fallosa dal numero 3 Giovanni Montis. Calci punizione per la formazione ospite. Stiamo entrando nel settimo minuto di gioco. 0-0 sempre il risultato. Licciardi, palla in mezzo, ancora Pinna di testa che prolunga. L'ultimo tocco è del numero 8 della formazione ospite, fa laterale. Fa laterale ancora per l'Atletico Settimo. Arriva Ru con le mani, pressing alto del capoterra, rimessa lunga, arriva Andrea Perra, la mette giù, le finte, però viene fermato ancora dal numero 13 Pudu, che adesso riceve palla, porta lui palla sulla di sinistra, ancora Pudu che però viene fermato dall'intervento di Orru. Sempre Pudu con le mani. Pinna cambia dalla parte opposta dove arriva Sesselego, il controllo di Sesselego, prova lui il cross, pallone all'interno dell'area di rigore, prolungato di testa ancora da Farigu, palla che termina sul fondo. Angioni subito per Solla, il controllo, allarga per Orru, il controllo dell'esterno basso della formazione allenata da Gianni Torre. 1-2 ancora Orru, esce male Pudu in pressing. Orru può sviluppare ancora la falcata, ma arriva la chiusura del centrocampista centrale Piano. Adesso c'è il fallo. Gioca subito Liccardi, ancora Sesselego sulla di destra, arriva l'intervento in fase difensiva
della numero 11 Melis, ancora capoterra in possesso palla con Licardi, ancora Melis, il contatto, l'ultimo tocco però è dello stesso numero 11 dell'Atletico Settimo. 0-0 sempre il risultato. Adesso cambio gioco, tutto solo il numero 17 Roberto Lucchesu. Tanto non lo voglio più vedere. Non buttarti, Matte. Tutto solo, ma arriva la segnalazione del direttore di gara. Calcio di punizione in favore dell'Atletico Settimo. Si abbassa a Solla, non riceve da Angioni. Angioni gira subito per il centro difensivo Pierluigi Porru. Ancora Angioni con la sinistra, palla calciata verso la zona centrale del campo. C'è l'intervento di Montis ancora all'indietro per Angioni, questa volta calcia in profondità. Angioni prende posizione l'altro Angioni, vale a dire Giuseppe, poi Pisu viene anticipato. Ancora Orru, il numero di Orru che porta palla centralmente, scarica verso Costa. Costa allarga per Pisu sull'out di destra, il controllo, il cross di Pisu, pallone troppo lungo, esce Kameda, allunga le braccia, recupera il pallone, poi calcia però nella zona dove c'è Ruben Solla che controlla col petto, la mette giù, può allargare anche sull'out di sinistra, invece torna all'indietro, al ritroso ancora verso l'estremo difensore Raffaele Angioni. Giro palla ancora dell'Atletico Settimo con Angioni. Orru, la sponda di Pisu, Orru di testa, c'è il secondo tocco, vale a dire quello di Licardi, ma secondo il direttore di gara l'ultimo tocco è del numero 2 in maglia nera. Ancora Pisu di testa, poi arriva Perra, il controllo di Perra, pallone che rimane in campo, Pudulo mette giù verso piano. Giro palla ancora per Sesselego, sovrapposizione di Sesselego, può provare il cross, arriva in questo momento l'opposizione dell'esterno di sinistra Mirko Melis, palla che termina così in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Capoterra, palla sul primo palo, arriva Capitan Lucchesu, ancora calcio d'angolo, l'opposizione sul capitano del Capoterra. Sul punto di battuta arriva il numero 8 Davide Pinna. Pinna sistema il pallone sul punto di battuta, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, anticipato il numero 17 Roberto Lucchesu, poi cerca di uscire, palla al piede dell'Atletico, ma palla che arriva ancora tra i piedi di Pinna, il cross allontana Mirko Melis. Adesso Ru ha spazio davanti a sé, parte Ru, il cambio gioco, palla verso il numero 16 Giuseppe Angioni, il controllo, arriva in sovrapposizione Montis che però viene fermato, palla recuperata ancora da Pisu, il controllo del centrocampista dell'Atletico, la conclusione dalla distanza, palla sul fondo. Ancora Kameda, arriva adesso la ripresa del gioco, lancio lungo, Sola di testa, palla messa giù ma sbagliata da Angioni, poi non riesce Palmas nel controllo.
Adesso Solla, pallone giocato centralmente per Andrea Perra, il numero di Andrea Perra, salta Niedu, ancora Perra, il dribbling. Adesso Melis, ancora Perra, le finte, il cross di Perra, arriva Niedu, il controllo con calma, poi gioca in profondità verso Davide Pinna che viene fermato però di testa. Adesso Melis con l'attacco mantiene ancora il pallone in campo, c'è il lancio verso Pisu, c'è l'intervento di Puddu con la testa. Palla che termina ancora in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Andrea Perra, il destro, pallone lungo all'interno dell'area di rigore, stacca il giocatore con la maglia numero 3 Montis di testa, pallone che termina sul fondo. (15 minuti sul cronometro, 0-0 ancora il parziale tra Atletico settimo e Capoterra. Stacca ancora Melis di testa. Adesso il fallo fischiato in favore dell'Atletico. Melis col sinistro, palla in profondità, c'è il tocco per Costa, pallone non controllato dal numero 7 in maglia nera. Adesso c'è il Capoterra in posizione offensiva, ancora Pinna con l'attacco, poi Angioni calcia in profondità, Andrea Perra alla ricerca e alla rincorsa del pallone. Palla che termina comunque in laterale. Verso Puddu, il controllo, prova il pallonetto Puddu, si porta poi la palla in laterale. Mentre in casa Capoterra le assenze di Fabio Viola per squalifica e di Jacopo Lussu per infortunio pesano naturalmente nello scacchiere di mister Mancosu. Rimessa in gioco con le mani Ru, rimessa lunghissima all'interno dell'area di rigore, passa il pallone per non riesce a controllarlo, arriva Kameda pronto alla rimessa in gioco, lancio lungo giocato da Mura. Ancora Angioni, prolunga di testa Montis, poi c'è il contatto con Angioni. Adesso Solla in anticipo su Pinna, poi arriva l'intervento ancora di Mura, fase confusa questa della prima frazione di gioco. Adesso Pisu dentro per Andrea Perra, cerca il fondo Perra, il cross sul secondo palo, allontana ancora Capitan Lucchesu. Pisu, il cross dal fondo, pallone arretrato messo fuori, arriva Solla, il controllo, ancora palla dentro, esce Kameda ma c'è il fuorigioco fischiato ai danni del numero 16 Giuseppe Angioni. Ancora all'Atletico settimo, pallone che rimane ancora in volo, poi piano, palla allargata per Seserego che cerca di superare il diretto avversario, vale a dire Montis, ma Seserego si porta la palla ancora in laterale.
Frattere per la formazione padrona di casa, ancora Melis, la ripresa del gioco, mantiene il posto palla a Costa, ancora Melis col sinistro, lo scambio ancora per Costa, porta palla a Costa ma viene fermato da due giocatori del Capoterra, adesso riparte ancora Farigu, palla dentro per Pinna, la conclusione di Pinna, la gira verso la porta difesa da Raffaele Angioni, ancora Angioni calcia sulla di destra dove c'è Andrea Perra, pallone troppo lungo, ancora Pudu sul punto di battuta con le mani, lancio lungo, spizza Lucchesu di testa, poi arriva l'intervento di Orru, ancora Roberto Lucchesi, palla allontanata per Liccardi, il controllo, il destro di Liccardi, pallone sul fondo. Raffaele Angioni sistema il pallone sul punto di battuta, rinvio lungo, Liccardi, poi piano ancora di testa, arriva Solla, palla prolungata nella zona di Andrea Perra col petto, la mette giù, cerca il dribbling, viene fermato ancora da Piano, poi c'è l'errore in fase di impostazione da parte di Palmas, recupera la sfera ancora Montis, 1 contro 1 di Montis, cerca di superare il diretto avversario che poi lo ferma, pallone ancora all'indietro, Sesselego lungo verso Davide Pinna, non può intervenire sul pallone il numero 8, poi c'è l'intervento in gioco falloso probabilmente da parte del giocatore con la maglia numero 11 dell'Atletico, vale a dire Meris, poi chiude bene la difesa dell'Atletico, pallone all'indietro ancora per Angioni, rimane a terra il giocatore del Capoterra, rimane a terra ancora Palmas, vanno subito a scaldarsi due giocatori del Capoterra, si rialza Palmas ancora a bordo campo, chiede al direttore di gara di poter rientrare. Atletico in posto palla, ancora Mura, il lancio lungo in profondità, non può intervenire nessun giocatore dell'Atletico, adesso il controllo di Farigu, ancora Palmas alla ricerca del pallone, lui che commette fallo questa volta, calcio di punizione già battuto, tutto da rifare perché il pallone era in movimento. Adesso Ru, palla giocata in profondità verso Pisu, il cross di Pisu, pallone ancora al limite, arriva a Costa, la mette giù col petto, tenta il dribbling, palla recuperata ancora da un solidissimo Francesco Liccardi.
Melis, il dribbling, porta palla Melis, palla giocata dentro per l'altro esterno di sinistra, quello alto, vale a dire il numero 3 Giovanni Montis. Fallo laterale adesso per l'Atletico. Rimessa lunga all'interno della di rigore, c'è il controllo di Perra che viene fermato da Tommaso Niedu. Adesso Pinna, il cambio gioco per Pudu, arriva Pudu, zona centrale del campo, ancora Pudu, può allargare ancora sulla di destra dove c'è prima Piano, poi Sesserego, ma non viene servito, pallone in profondità verso Farigu, c'è l'intervento con la testa di Porru, palla allontanata, ancora in possesso del capoterra, c'è il destro provato ancora da Piano, palla sopra la traversa della porta difesa da Raffaele Angioni. Grande Carletto! Sono chance! Senza stop! Angioni mette subito in movimento Porru, giro palla ancora per l'Atletico Settimo, il sinistro di Angioni verso Ru, palla centralmente per Costa, trova lo spazio Costa, porta palla lui, se la allunga, deve effettuare il dribbling, viene fermato ancora da Luchesu, poi è Antonello Luchesu che smista, palla giocata in profondità, ancora Costa, la sponda per Pisu, arriva Orruma, capisce tutto Pudu che però sbaglia il tocco, Pisu per Andrea Perra, ancora Perra verso Orru, palla intercettata da Roberto Lucheso, allontanata ancora da Piano, recupera però la sfera l'Atletico, palla dentro, il tocco per Montis, entra dentro la di rigore, Montis, il sinistro, palla che rimane là, il cross per Pisu di testa, il gol dell'Atletico con Pisu appostato sul secondo palo e arriva il vantaggio dell'Atletico Settimo grazie alla giocata di Giovanni Montis che calcia una volta verso la porta difesa da Kameda, poi si ritrova lì il pallone, il cross morbido alto sul secondo palo dove c'è liberissimo Pisu, tutto solo che di testa supera Kameda per il gol dell'1-0 al 27° minuto. Sul cronometro, cambia il risultato, Settimo in vantaggio per 1-0 contro il Capoterra. Giro palla adesso del Capoterra, formazione di Ivan Mancosu che deve cercare naturalmente di trovare le soluzioni necessarie per venire al pareggio. Atletico che adesso può gestire il vantaggio. Ancora Raffaele Angioni, lancio lungo, mette giù la sfera l'altro Angioni, vale a dire Giuseppe, palla recuperata dalla Capoterra, adesso c'è il contatto tra Pierluigi Porru e il numero 11 Farigu. Calcio di punizione per la formazione ospite, ancora Liccardi, palla in profondità, l'intervento di prima intenzione di Melis, pallone messo giù ancora dalla Capoterra, poi Pisu porta palla a lui, c'è l'intervento anche su Solla, tutto regolare secondo il direttore di gara. Perra non può arrivare sul pallone, la tocca male però Matteo Pudu, palla che termina in fallo laterale.
Oru con le mani, lancio lungo, la spizza di testa Angioni, pallone troppo lungo che arriva direttamente tra le braccia di Simone Camedda. Sesselego, ma la palla ha superato la linea del fallo laterale, non è così secondo il direttore di gara. Si prosegue con Pinna, ancora Pinna, il cross sul secondo palo dove c'è Roberto Lucchesu, poi la giocata di Oru, pallone all'indietro verso Angioni, staccato Masognedu di testa, Solla, ancora Solla in profondità, troppo lungo, c'è l'elastico effettuato da Niedu, si stacca lui e può giocare la palla con facilità, prima col petto, poi con il piede destro, allarga sulla di sinistra del capoterra che adesso usufruisce di un fallo laterale. C'è effettuato Pudu, Farigu che chiede palla, riceve, c'è il pressing, va via molto bene Farigu, prova il destro pallone che arriva nello specchio della porta, ma Angioni lo controlla con tranquillità. Ancora Angioni col sinistro, Palmas mette giù la sfera, si gira lui, ancora Palmas mantiene il posto palla all'indietro per Sesselego, poi piano pressato ancora Sesselego, palla sulla verticale dove Palmas non riesce nel controllo, poi arriva Costa, pallone allontanato in fallo laterale. Laterale già battuto, ma palla recuperata subito dall'Atletico con Costa verso Pisu, ancora Pisu, pallone in profondità, Niedu di testa, arriva ancora Pisu col petto, palla giocata dentro per Andrea Perra, c'è la chiusura di Antonello Lucchesu, ma ancora Pisu, Oru, il cross, pallone spizzato di testa ad Angioni. Cameda recupera la sfera con le mani, il rilancio, poi Oru all'indietro per Angioni, il controllo fuori dalla propria area di rigore, poi con la destro appoggia verso Solla, adesso palla che rimane ancora lì, Montis, poi Liccardi la mette giù col petto, il tocco, ma palla recuperata da Perra, il dribbling ancora di Andrea Perra, Montis col sinistro, pallone giocato in profondità, non ci può arrivare Giuseppe Angioni, palla che termina in fallo laterale. Già effettuato Sesselego con le mani, poi riceve ancora Sesselego, c'è Palmas che riceve da piano, ancora pallone giocato in profondità, Farigu il destro, blocca ancora Angioni, Solla chiede palla all'estremo difensore del settimo, allarga subito verso Oru, giro palla ancora del settimo, si trova libero Solla, è lui che smista come punto di riferimento del centrocampo settimese. Ancora Angioni, Oru il controllo, a spazio l'esterno destro della formazione allenata da Gianni Torre, palla in profondità, c'è Andrea Perra che va in pressing, poi Pudu supera lui due giocatori di slancio, poi arriva la chiusura ancora di Porru che cerca e trova Perra, ancora Perra, il dribbling tentato, arriva poi Costa, ancora Costa si ferma, c'è il fallo su Costa non fischiato dal direttore di gara, ancora Farigu, Perra, adesso Solla spedisce la palla in fallo laterale, rimane a terra Farigu,
Petto, pallone. Si rialza Farigu. Pinna lascia il pallone al settimo. Pisu riceve da Urru, ancora lo scambio tra i due, poi ancora Pisu, l'autore del gol del momentaneo 1-0. Palla intercettata poi da Antonello Luchesu, che mette subito in movimento Liccardi. Palmas 1 contro 1, il dribbling, pallone giocato dentro, poi allargato, ma c'è ancora il controllo di Farigu al limite dell'area di rigore, fermato dall'onnipresente Pisu. Liccardi mette giù il pallone molto bene, poi il tocco è troppo profondo verso il suo compagno di squadra, vale a dire il numero 13 Matteo Pudu, palla che termina così in fallo laterale. Oru con le mani, ancora Oru, rimessa lunga, c'è Costa che non riesce ad intervenire per il fallo di Niedu. Calcio di punizione sul punto di battuta Porru. Parte Porru col destro, pallone calciato verso Kameda. Recupera la sfera Kameda, poi calcia in profondità dove c'è l'intervento però di Alessio Mura di testa. Poi Costa, adesso Montis, pallone in profondità ma c'è il fuorigioco. Non fischiato dal direttore di gara. Ancora Meris, poi Solla, palla giocata dentro verso Angioni, c'è il controllo di Angioni, il pallonetto mette giù la sfera, Angioni prolunga ancora nella zona dove c'è Pisu, non riesce ad intervenire in un primo momento Pudu, lo fa in seconda battuta, palla intercettata dal numero 13 in maglia rosso-bianca e spedita in fallo laterale. Ancora un con le mani, Montis prolunga nella zona di Andrea Perra che sbaglia però il controllo, arriva l'altro numero 10 Liccardi, palla in profondità, Davide Pinna, il controllo, spara la porta, cerca e non trova il numero 11 Farigu per l'intervento in fase difensiva di Porru, rimane a terra Farigu, pallone giocato all'indietro di testa da Orru per Angioni che poi spedisce la palla però in fallo laterale. Ancora a terra Farigu. Si aspetta che si rialzi il numero 11 del capoterra, lo fa in questo momento, zoppica vistosamente. Viene accompagnato fuori dal rettangolo di gioco, palla restituita da Pinna con le mani. Dai Nicola! Ancora Angioni, palla giocata in profondità,
il controllo di Montis, palla che rimane là, Montis si porta la palla però in fallo laterale. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo, salvo il recupero naturalmente. Adesso Costa tenta il dribbling ma viene fermato, poi Lucchesi molto bene, esce da una situazione difficile, allarga per Niedu, adesso Pudu, palla in profondità per l'altro Lucchesi, vale a dire Roberto, 1 contro 1, Farigu il cross, palla allontanata, recuperata ancora da Palmas che si gira molto bene ma viene fermato dal numero 3 Montis, mentre rimangono a terra 2 giocatori. Rimane a terra Roberto Lucchesu, così come Matteo Ru per l'Atletico, arbitro che ha già un cartellino giallo in mano. Il giallo è per Orru. Lasciato la regola del vantaggio il direttore di gara sullo scontro precedente, poi è arrivato il giallo per il numero 2 dell'Atletico. Ancora a capoterra il cross ribattuto ancora da Solla, poi c'è il controllo di Melis con la testa, poi c'è il fallo del numero 6 Piano. Calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Angioni che va a recuperare il pallone senza fretta naturalmente. Ancora Angioni, lancio lungo di testa all'altro Angioni, poi va a cercare il pallone in Montis, tutto regolare secondo il direttore di gara. Adesso Melis prolunga per Costa, c'è l'intervento forse in gioco falloso da parte di Piano, non è così secondo il direttore di gara. Riparte il pressing di Solla e Pisu, Pisu va in anticipo sul diretto avversario. Pudu, c'è il controllo di Pin allo scarico, ancora Pudu cerca e trova Montesi, pallone dentro per Farigu di prima intenzione per Pudu che viene anticipato ancora da un ottimo Pisu. Adesso giro palla di Liccardi, poi sbaglia il controllo il numero 6 Piano, poi sbaglia anche Niedu. Orru con le mani, rilancio lungo, Pudu va a vuoto, arriva Niedu, palla che rimbalza, palla giocata ancora verso Orru, di testa a Costa, prolunga, non ci può arrivare Andrea Perra. Adesso Piano mette giù la sfera. Gira palla, c'è il pressing di Montis, pallone ancora all'indietro verso l'esterno difensore Camedda. Lancio lungo, mura di testa, ancora Liccardi, poi Davide Pina la mette giù, il tocco per Farigu, spalla la porta Farigu, si gira, allarga per Roberto Lucchesu, ancora Lucchesu 1 contro 1 con Orru, pallone fuori per Farigu, il dribbling su Pisu, palla dentro per Lucchesu, non riesce però ad accorciare il passo e a trovare il tempo e lo spazio per mettere la palla all'interno della di rigore, palla che scivola in rimessa dal fondo.
Ancora Angioni, lancio lungo, piano di testa, poi arriva Pisu, Montis alleggerisce all'indietro, palla rispedita in avanti, già recuperata dalla capoterra, sbaglia tutto adesso Davide Pinna, sono troppo vicini lui e Farigu, palla giocata in profondità, poi appoggiata all'indietro verso Raffaele Angioni, aspetta prima di recuperare il pallone con le mani, ancora Angioni con la sinistra, lancio lungo, Niedu di prima in tensione, poi Farigu viene anticipato di testa, Solla allarga per Orru, il controllo, ancora Orru verso il centro di campo, Montis stacca più in alto di Lucchesu, adesso Niedu, ancora Montis, pallone recuperato da capitano Lucchesu che lo allarga dove c'è Piano, il controllo di Piano, arriva Ruben Solla, ancora Piano dentro per Pinna, pallone troppo lungo, non ci può arrivare il numero 8 del capoterra, adesso Pinna di testa, la spizza verso Farigu, Angioni, siamo già in pieno recupero, adesso Mirko Meris in profondità, Costa con la petto, Costa poi non riesce più a controllare il pallone, Solla lo allarga per Orru, il controllo di Orru pressato da Liccardi, si ferma Orru, ancora Orru con la sinistro, Antonello Lucchesi, ma della zona centrale dove c'è liberissimo il numero 8 Ruben Solla, adesso Melis porta palla a lui, perde il contatto con la stessa in un primo momento, poi Solla allarga verso Orru, ma arriva ancora Pisu, il cross di Pisu, pallone verso Kameda, chiama la sfera all'estremo difensore del capoterra, la rimette in gioco lunghissima dove c'è però l'intervento di testa di Porru, adesso c'è il contatto con Melis e arriva anche però il duplice fischio, 1-0 scusate, al termine dei primi 45 minuti grazie al gol messo a segno al minuto numero 27 dal numero 4 Andrea Perra. Si va al riposo, noi invece andiamo in pausa pubblicitaria, riprenderemo subito dopo per i secondi 45 minuti di gioco. Mi sostiene la settimana scorsa. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri.
Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Bentornati ancora in diretta dallo stadio comunale di Settimo San Pietro per assistere alla nona giornata del campionato di prima categoria girone A, secondo tempo di questa sfida chiusa dopo i primi 45 minuti con il vantaggio della formazione padrona di casa dell'Atletico Settimo per 1-0 grazie al gol messo a segno al minuto numero 27 dal giocatore con la maglia numero 4 Andrea Pisu, il centrocampista della formazione allenata da Gianni Torre. Atletico Settimo che riparte, diamo subito un'occhiata agli schieramenti, che riparte con Raffaele Angioni tra i pali con la maglia numero 1, difesa a 4 con Orru da destra a sinistra, con Orru, Porru, Mura e Melis. I due centrocampisti di riferimento sono Ruben Solla in posizione centrale e Pisu in suo supporto. I trequartisti sono Andrea Perra con la maglia numero 10, Costa con la maglia numero 7, Montis con la maglia numero 3. La punta di riferimento è l'altro Angioni, vale a dire Giuseppe, con la maglia numero 16. Risponde il calcio capoterra con un 4-4-2 allenato da Ivan Mancosu, con Kameda tra i pali, difesa a 4 da destra a sinistra con Sesserego, Niedu, Antonello Lucchesu e Puddu, centrocampo a 2 con Piano e Liccardi. I due esterni sono Palmas e Roberto Lucchesi, le due punte sono Nicolas Farigu e Davide Pinna. Il direttore di gara è il signor Congiu Samuele della sezione di Carbonia. Fa laterale Orru con le mani. Rimessa lunga per col petto, mette giù, poi cerca il tocco, va lui stesso alla ricerca del pallone allargato per Palmas. Arriva la sovrapposizione e la partenza soprattutto del numero 2 Sesserego, poi c'è la chiusura di Capitan Lucchesu di testa a Piano. Pinna fa la sponda ancora di testa, ancora per Piano, che poi cerca di recuperare il pallone. Costa controlla lui la sfera, palla che rimane ancora in campo. C'è il raddoppio di Andrea Perra del numero 7 Costa, poi Pinna sbaglia il calcio di punizione ma riparte subito il capoterra, palla in profondità, non ci può arrivare il giocatore del capoterra, palla al limite, la conclusione, il gol di Farigu sull'errore in fase difensiva da parte di Orru, che ha rimesso il pallone dal fondo del campo, lo ha rimesso in mezzo, pallone controllato da Farigu al minuto numero 2. Di terzo minuto di questa ripresa, il pareggio di Farigu, 1-1 il risultato, tutto da rifare per la formazione nata da Gianni Torre. Montis allarga per Perra, ancora Perra, il controllo, entra dentro il campo Andrea Perra che poi cambia tutto, ancora per Orru,
porta palla all'esterno basso della formazione allenata da Gianni Torre, poi arriva Sola, il tunnel con l'esterno di Riccardi, parla in profondità per Pinna, tu per tu con Angioli, il dribbling di Pinna all'interno della di rigore, sbaglia tutto clamorosamente il numero 8 Davide Pinna, ma la gran giocata di Francesco Riccardi va sottolineata. Tunnel con l'esterno e palla in profondità. Sarebbe diventato un avvio micidiale quello del capoterra di mister Mancosu, ma sbaglia tutto Davide Pinna. Ancora Pinna di testa, palla nella zona di Pisu che colpisce anche lui di testa, poi Lucchesu ancora di testa, Pinna mette giù la sfera, c'è il movimento di Farigu, palla dietro la linea difensiva dell'Atletico Settimo, va giù il numero 11 Farigu, tutto regolare secondo il direttore di gara. Si riparte ancora con Raffaele Angioni, la palla tra le mani, mette in movimento Ruben Sola che si abbassa a ricevere il pallone, porta palla il giocatore con la maglia numero 8 che poi sbaglia il tocco largo verso Orru, palla che termina in fallo laterale. Pronto il primo cambio per l'Atletico con la maglia numero 15 con la maglia numero 15 entra Giovanni Cocco al minuto numero 5 del secondo tempo, quindi fuori Montis. Cambio anche per il capoterra, fuori Palmas, dentro Mustafa Touré. Quindi fuori Palmas, dentro il numero 9 Touré, giocatore dalle leve lunghissime. Fa laterale, rimessa in gioco con le mani effettuata dalla capoterra, poi Andrea Perra mantiene lui il posto palla, scarica all'indietro per Pisu, calcia a lungo Pisu, non ci può arrivare il numero 16 Angioni, non ci può arrivare neanche il non entrato Cocco, pallone ancora all'indietro, giocato con la testa da Porru, è lo stesso Porru che recupera il pallone. Anzi, non è uscito Montis per quella che riguarda l'Atletico Settimo, ma il numero 11 Melis. Palla giocata centralmente per allo stop, il tocco per Solla che allarga verso Orru. Palla messa in mezzo di testa, subito pericoloso il numero 15 Cocco, ottimo il cross di Orru, intervento con la testa di Giovanni Cocco, palla che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Kameda. Adesso fallo laterale per la formazione padrona di casa, lancio lungo ancora di Orru, adesso Cocco la sponda con la testa verso Costa che vince il contrasto, Costa prova ancora
a vincere il contrasto, poi l'ultimo tocco il suo, palla messa giù da Niedu che però perde il tempo, poi Pisu con la destro, ancora Pisu il giocatore più pericoloso per l'Atletico Settimo. Kameda gli dice di no, è lui che spedisce la palla in calcio d'angolo. Terra allontana di testa pinna, arriva Ru con le mani, ancora Ru, lancio lungo, Niedu allontana, poi Liccardi per Touré, la velocità di Touré che cerca di arrivare in anticipo sul diretto avversario che poi allarga sull'out di sinistra dove c'è Montis. Rimessa in gioco Sesserego per Touré, palla giocata in profondità, rimessa in gioco ancora Montis con le mani, Coco alla ricerca del pallone, arriva Niedu, ancora Montis nella linea mediana del campo, ancora un lancio lungo, il controllo di Angioni, anzi è Coco che mantiene il possesso palla pressato da due avversari, poi c'è il fallo di Coco ai danni del numero 6 Piano. Kameda sul punto di battuta, stacca di testa a Montis, palla messa giù, poi con l'attacco giocata dal numero 8 Davide Pinna, ancora Niedu in profondità, c'è l'intervento questa volta deciso da dietro di Mura, calcio di punizione in favore del Capoterra. Arriva Pinna che allarga per Sesserego, il controllo, cerca il fondo Sesserego, c'è il raddoppio anche di Costa, l'ultimo tocco è del numero 7 dell'Atletico Settimo. Vai l'ultimo, Nello! Oh! Calcio d'angolo. Ultimo! Calcio d'angolo, palla messa in mezzo, arriva Angioni con le mani, calcia in profondità Angioni, fa la ricerca del pallone, l'altro Angioni, ma palla calciata fuori dalla propria area di rigore, dall'altro estremo difensore Simone Kameda. Palla giocata adesso per Perra, il cross verso Coco, sfila la palla, non ci può arrivare Coco, arriva Kameda. Ancora Kameda, lancio lungo, intercettato di testa da Montis, palla che termina in foro laterale. Sesserego con le mani, poi il tocco di Touré, c'è il pressing ancora di Coco, Piano recupera ancora la sfera all'indietro per Lucchesu, il lancio lungo
Pinna, c'è l'intervento in anticipo di Montis, adesso il tocco, ancora Montis che mantiene il pallone in campo, c'è il contatto con Costa. Adesso Lucchesu calcia lungo, di testa, arriva nella zona di Liccardi, la smista molto bene il numero 10 della formazione da Ivan Mancosu. Adesso cerca lo spunto, ancora Pudu, fermato in fallo laterale. Ancora Touré, pallone all'indietro per Farigu, Farigu cerca il contatto ancora con il pallone anticipato, poi Farigu, la conclusione dalla distanza di Riccardi sul pressing di Andrea Perra. Angioni per Montis, Montis supera Touré, Andrea Perra di prima intenzione, palla poi allontanata ancora da Sesselego. Angioni col petto, poi Angioni ancora in anticipo, ma c'è il fallo fischiato ai danni del numero 16 dell'Atletico Settimo. Arriva Kameda, il destro di Kameda stacca, Porru di testa, palla deviata ancora in fallo laterale. Adesso è Perra che recupera palla, affrontato da due avversari, c'è il fallo sul numero 10 dell'Atletico Settimo. Ancora calcio di punizione per l'Atletico con Orru. Pallone invece giocato da Porru all'indietro per Angioni in posizione centrale. Angioni col sinistro calcia male. Costa non riesce a tenere il pallone in campo. Ancora Pinna, è lo stesso Costa che la mette giù, gioca verso Solla. Laterale ancora per la formazione padrona di casa, lancio lungo, Angioni cerca di metterla giù col petto, poi Liccardi, palla giocata ancora in profondità. Giochiamoci bene, largo punto, dai, Giuseppe, recupera la palla Kameda, adesso Solla di testa non interviene, poi Montis in anticipo su Touré, recupera subito la sfera l'Atletico Settimo, c'è il contatto tra Piano e il numero 7 Costa, arriva il giallo per Costa, anzi arriva, scusate, il giallo per il numero 6 Piano.
Montis, palla giocata in profondità per Costa, il controllo. Costa cerca ancora Montis in profondità. Palla deviata da un giocatore del Capoterra, a fare laterale in favore della formazione padrona di casa. Ancora Montis con le mani, rimessa lunga, c'è il tocco dentro l'area di rigore e poi il pallone che arriva nella zona di Cocco, che non può intervenire per il fischio del direttore di gara. Si ripartirà con un calcio in punizione. Ci ha battuto dalla Capoterra, ma recupera palla subito il settimo Solla. Palla troppo lunga che scivola sul fondo. Sistema la sfera Kameda, ancora il destro dell'estremo difensore del Capoterra, poi Solla di testa stacca prima di Licardi, ma la mette proprio sulla testa di Pinna. Rimane a terra Montis. Si partirà con la palla restituita dal settimo alla Capoterra, fa laterale per Sesserego, già rimessa in gioco. Palla ancora verso piano, poi arriva Solla, è lui che esce, palla al piede, Solla supera il diretto avversario, allarga, ancora palla dentro per Pisu, intercettata però dalla difesa del Capoterra con Pudu, doppio dribbling di Pudu, esce lui, palla al piede, palla in profondità per Touré. Licardi, ancora Licardi tenta il dribbling ma viene fermato da Orru. Palla dentro, adesso il cross allontanato da Lucchesu. Palla adesso recuperata da Perra, c'è il dribbling di Perra, viene fermato da Licardi, poi Perra però recupera ancora palla, ma la riperde subito. Adesso Niedu all'indietro per Capitan Lucchesu, Pinna mette giù la sfera, molta confusione in questo momento della partita. Adesso palla sull'o di sinistra dove punta il diretto avversario, vale a dire Orru, palla dentro ma non ci può arrivare nessun compagno di squadra. Riparte subito l'Atletico con Costa, le finte di Costa, c'è libero Solla che riceve in questo momento, ha spazio Solla prova il destro dalla distanza, pallone bloccato dall'estremo difensore Kameda. Ancora Costa, pallone giocato su Pisu che poi allarga verso Montis, il controllo, c'è il pressing di Sesserego, la finta di Angioni che supera Lucchesu, ancora Angioni, pallone all'indietro dove non ci sono però giocatori del settimo, palla che è recuperata ancora da Pisu, palla giocato dentro per Coco,
Fuori gioco fischiato in favore della formazione ospite. Ancora Kameda, di testa Orru, palla nella zona centrale del campo dove Costa viene anticipato. Adesso Montis, il pressing di Touré, il fallo di Touré su Montis, gesto di intesa. Dai, Sani, non fargliela giocare. Adesso lancio di Solla. Pisu, il controllo. Andrea Perra di prima intenzione, palla che arriva tra le braccia dell'estremo difensore Kameda. Ancora un lancio lungo, va in profondità Farigu. Non c'è il calcio d'angolo per il tocco di un giocatore del Capoterra, almeno così dice il direttore di gara. Adesso cambio, fuori Roberto Lucchesu, dentro il numero 17. Dai, Ricky, Quindi è sbagliato l'elenco che ci hanno dato col numero 18 Iavo Brignone, invece entra in campo il numero 20 Riccardo Valluzzi. Valluzzi protegge palla, scarica all'indietro Niedu di prima intenzione. Adesso intervento duro di Montis, c'è il giallo per Montis. Giallo per Montis. Sul punto di battuta Lucchesu non si capisce con Valluzzi. L'ultimo tocco dello stesso numero 20 della formazione data da Ivan Mancoso. Adesso sbaglia Solla, il pallone giocato in profondità da Montis per Perra. calmo, Andy, calmo. Ancora fuori laterale Sessenego per Touré, di testa cerca e trova Pinna in profondità. C'è l'intervento sul numero 6 piano, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Montis, porta palla a lui, palla giocata in verticale. Angioni cerca e trova Coco, a largo c'è Pisu, palla per l'autore del gol del momentaneo 1-0. Ancora Pisu dal limite, il destro di Pisu, Kameda ancora risponde, poi Coco con la sinistra, palla deviata da Lucchesu. Ancora Kameda. Ancora di testa in fase difensiva Porru, palla recuperata però da Pinna che poi la gioca verso Farigu. Ancora Pinna con il petto mette giù la sfera, alleggerisce per Sessenego, la sponda per Valluzzi, il controllo di Valluzzi. Adesso Liccardi, palla ancora per Pinna,
si ferma Pinna, tenta il tocco per Valluzzi ma arriva Solla che poi però sbaglia ancora il tocco. Adesso Valluzzi cerca il fondo con l'attacco verso Sesselego, ancora Sesselego fermato però da Costa. Dai Angelo, recupera! Calcia in profondità di testa Niedu. Adesso Touré di testa prolunga per Farigo, ancora Touré all'interno dell'area di rigore con la sinistra, la deviazione in calcio d'angolo da parte del numero 14 Alessio Mura. Chi lo fa adesso? Calcio d'angolo, Pinna sul punto di battuta, pallone che gira sul primo palo, piano, prolunga, poi c'è l'intervento di Angioni che calcia con la sinistra verso Coco, il controllo di Coco pressato da Pudu, Coco fa la sponda ancora per Costa, il controllo di Costa porta palla a lui, pressato da Licardi, palla dentro ancora per Coco che la tocca con l'attacco, Licardi ha il tempo e la bravura di rientrare sul pallone, l'ultimo tocco adesso del giocatore con la maglia numero 15, vale a dire Giovanni Cocco, fa laterale per il capoterra, ancora con le mani Pudu, arriva Touré, il controllo, poi calcia in profondità dove però c'è Solla, Angioni, il controllo spara la porta, palla dentro dove però arriva prima di tutti Pudu che gioca in profondità ancora per Touré, non riesce a fare la sponda. Ru, c'è il contatto con Farigu, calcio di punizione in favore dell'Atletico Settimo, batte subito per troppo velocemente però per il direttore di gara, si ripartirà ancora con la calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Ru, il cross, pallone all'interno dell'area, arriva al limite per Perra, perde il tempo Perra, poi prova la conclusione, ribattuta ancora da Niedu. Montis con la testa, non ci può arrivare Costa. Adesso Costa di testa, poi c'è l'intervento di Lucchesu in anticipo, poi Touré, adesso Mura controlla che la sfera termini in laterale, secondo il direttore di gara l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atletico Settimo. Sesselego con le mani verso Pinna, il controllo di Pinna, pallone all'indietro ancora per Piano, il dribbling ma gli ruba la palla a Perra. Adesso Costa ancora per Perra, Perra però sbaglia il controllo sul pressing di Valluzzi. Adesso Licardi sbaglia il controllo, Pisu per dentro verso Coco, il controllo, si gira sul sinistro, c'è l'intervento in scivolata su Coco. Intervento in scivolata di Piano. Si rialza il numero 15 Coco. Kameda, il rinvio Solla,
poi Ricciardi di testa verso Touré, la sponda per il numero 11 Farigu, adesso palla all'interno della di rigore, Valluzzi 1 contro 1, prova il destro sul primo palo, si distende in Tufangioni, spedisce la palla in calcio d'angolo. Carlo, glielo diciamo di stare ultimo. Di stare ultimo uomo. Ultimo uomo, sono 2 contro 2. Sono 2 contro 2, se si svegliano poco a poco. Dove stai andando? Valluzzi, il calcio d'angolo sul primo palo, allontanato ancora dalla difesa dell'Atletico, settimo prolunga Costa, poi di testa Angioni per Cocco, c'è l'intervento in gioco falloso di Cocco sul numero 13 Puddu. Cambio per l'Atletico, settimo. Pronto il numero 6 Stefano Mallus, fuori il numero 16 Giuseppe Angioni, minuto numero 35. Ancora pallone all'indietro giocato da Puddu, anzi da Aniedu, verso l'estremo difensore Kameda. Ancora Kameda col destro, pallone lungo, Touré non interviene di testa perché c'è il tocco del numero 13 Porru, palla recuperata da Angioni, il movimento Montis. Ancora Montis in verticale, c'è il tocco di Mallus con l'attacco, poi Solla può cambiare gioco, Solla lo fa in questo momento verso Ru, a spazio Matteo Ru sulla di destra, scarica per Pisu, ancora Pisu, il cross con la destra, pallone per Costa, da pochi passi sbaglia di testa clamorosamente Costa. Palla clamorosa per Acosta. Adesso entra il numero 9 Zara. Proprio per Acosta. Lancio lungo, Touré non riesce ad intervenire sul pallone, poi Montis sbaglia, pinna per Touré, Touré non riesce a mantenere il pallone in campo. Già effettuata la rimessa a Cocco, poi c'è Liccardi, l'altro numero 10 Perra che allarga, dove arriva Orru che ha spazio, ancora Orru porta palla a lui, si ferma, cerca di giocare per Pisu, invece all'indietro per Solla, di prima intenzione, molto bene, preciso per Mallus, il controllo prestato ancora da Valluzzi, ancora Mallus, pallone giocato per Zara, Zara cerca il tocco dentro, viene fermato ancora dalla difesa della Capoterra, poi l'anticipo pulito, pallone allontanato da Capitan Lucchesu, adesso Valluzzi, c'è il contatto con il numero 6 Mallus. Calcio punizione, arriva il centrale difensivo Porru per la battuta. Porru con la destra, pallone che arriva nella zona di Kameda, non c'è nessun giocatore dell'Atletico.
Ancora Kameda allarga, Farigu, ha spazio Farigu, viene affrontato da Orru che lo ferma. Adesso Solla, posizione centrale, allarga per Orru sul lato di destra, ancora Orru si accentra, cambia e cerca centralmente, lo trova soprattutto Perra, pallone morbido verso Coco, palla che tocca la schiena di Capitan Lucchesu, poi protegge l'uscita Sesselego, protegge l'uscita del proprio portiere, vale a dire Simone Kameda, che recupera la sfera con le mani. Ancora Farigu, c'è il controllo di Farigu, l'intervento di Orru. Minuti sul cronometro di questa ripresa, sempre 1-1 il risultato tra Atletico Settimo e Calcio Capoterra. Battuta verso il muro, adesso c'è il calcio di punizione al limite di scatto dalla limite di gara per il fallo del 1-2. Calcio di punizione, Pinna sulla sfera. Tre uomini in barriera per Angioni, parte Pinna col destro, pallone che gira sul primo palo, Angioni si distende in tuffo da lontana, poi la rovesciata bloccata ancora da Angioni, la rovesciata di Capitan Lucchesu. Adesso Torre vince il rimpallo in contrasto, e lui che va verso la porta difesa da Angioni, ma viene fermato in scivolata ancora da Montis, poi Pisu. Montis ancora per Perra, per allarga verso Ruben Solla, c'è la sovrapposizione puntuale di Matteo Orru, pallone in profondità per l'esterno basso della difesa di Gianni Torre, per la conclusione di prima intenzione di Andrea Perra, camuffa in due tempi, spedisce la palla in laterale. Montis all'indietro per Perra, il controllo, poi c'è il cross di Perra, pallone che rimbalza, Cameda lo chiama, lo fa suo, rimette subito in movimento Pudu sulla sua verticale per Farigu, ancora energia e Farigu, adesso Pinna verso Valluzzi, il controllo, Valluzzi il dribbling, la conclusione, il tiro cross recuperato subito da Angioni che mette subito in movimento Coco, poi c'è l'intervento in anticipo pulito da parte di Tommasoni Edu, l'ex giocatore di Pirri e Quartu 2000, che sbroglia una situazione difficile. Ancora Valluzzi, c'è il fallo di Perra. Dai Ricky! Dovete giocare, ha ragione! Ancora Liccardi scambia con Valluzzi, palla dentro giocata per Pinna. Liccardi poi di prima intenzione, pallone però troppo lungo, recuperato ancora da Angioni, rilancio lungo, Antonello Lucchesu di prima intenzione, poi Liccardi, c'è l'intervento di Orru con il fisico, sposta il diretto avversario. Ancora Liccardi non
sa a chi affidare il pallone, lancio lungo precisissimo per Valluzzi. Valluzzi mette giù la sfera, palla dentro per Pinna, la conclusione, il gol che viene però annullato per fuorigioco. Angioni per Montis, 43-30 sul cronometro. Perra viene fermato da Touré, ancora Pinna per Touré, pallone di ritorno ancora per Pinna, il controllo, Pucci il cross, Touré viene spostato all'interno dell'area di rigore. Farigu, palla fuori per Liccardi, il controllo, il destro di Liccardi, pallone sul fondo. Ancora Angioni col sinistro, pallone lungo, c'è l'intervento ancora di Lucchesi di testa, poi Liccardi, pallone dentro, giocato per Pinna, ancora Liccardi, palla in profondità per Touré che però esce poi dall'area di rigore, il controllo, palla giocata per Farigu, il dribbling di Farigu, doppio dribbling ma poi viene fermato da Perra. Orru col fisico sposta Farigu, esce lui con il lancio lungo per Zara, protegge la palla Zara, palla che termina così in fallo laterale ancora per la formazione padrona di casa. Tre minuti di recupero in questa ripresa. Ancora Niedu di testa, adesso Pinna che ha giocato decisamente meglio nel momento in cui è entrato Touré a fare la prima punta, lui si è abbassato un po' di più. Adesso Perra allarga verso Solla, il cross di Solla, ancora Niedu ben appostato, Farigu, palla dentro per Pinna che la mette giù, può sviluppare la falcata a Touré all'interno dell'area di rigore, ancora Touré 1 contro 1, prova il destro, pallone a giro sul pallone lungo, pallone che termina sul fondo. Riparte ancora il settimo, Perra, c'è libero Pisu, pallone lungo, il controllo di Pudu, ancora Pudu ma c'è l'intervento di Pisu, palla giocata ancora però dalla capoterra, pallone dentro per Touré, Touré a tu per tu con Angioni, viene fischiato il fuorigioco, si riparte ancora con il pallone tra i piedi dei giocatori dell'Atletico, azione che sviluppa sul lato di sinistra, palla centrale adesso per Perra, il controllo, c'è Solla, ancora Solla cerca ma non trova Pisu, palla recuperata ancora dalla capoterra, squadre lunghissime. Adesso c'è l'intervento in fase difensiva di Porru, c'è il giallo anche per Porru. Calcio di punizione, pallone lungo, Touré non riesce nonostante l'altezza ad intervenire di testa sul lancio lungo di Liccardi. Ultimi 30 secondi di questa ripresa, adesso Solla, lancio lungo, il controllo di Coco ma poi c'è l'intervento di Sesselego, palla che arriva nella zona di Farigu, palla messa giù, il tocco, ancora pallone all'indietro, il direttore di gara controlla il cronometro, ancora 15 secondi da giocare, lancio lungo, palla recuperata da Liccardi, Liccardi per Farigu, il dribbling di Farigu, poi c'è l'intervento in scivolata
della numero 2 Orruma. Termina qui l'incontro tra l'Atletico Settimo e il Capoterra con il risultato di 1-1 grazie ai gol messi a segno al minuto numero 27 del primo tempo ad opera di Pisu. Il pareggio nella ripresa del numero 11 Farigu dopo 3 minuti del secondo tempo. Dallo stadio comunale di Settimo San Pietro è tutto, un ringraziamento a Mattia Zeni per la parte tecnica e le immagini, un saluto da Alessandro Carta, naturalmente sempre su Directa Sport. Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni dell'Atletico Settimo, ma non solo, ma di tanto sport in giro per la Sardegna, in giro per la regione. Poi vi ricordiamo gli appuntamenti anche in collaborazione con TCS durante la settimana. Subito dopo la parità ci saranno le interviste ai protagonisti di questa sfida che troverete naturalmente durante la settimana sulla pagina Facebook di Diretta Sport e sui nostri canali ufficiali. Ancora un ringraziamento e un saluto da Alessandro Carri. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.